Alberto Stefani è rapito da Giorgia, ma non quella. È una psicologa bassanese di 26 anni. Così si presenta come solo Alberto Stefani, senza titoli. Il presidente della regione Veneto si confessa in una lunga intervista al settimanale Novella 2000, scegliendo di mettere da parte il ruolo istituzionale per raccontare il lato più personale, intimo, della sua vita di 33enne innamorato. Una scelta che può sorprendere, considerata la tradizionale riservatezza del governatore più giovane d'Italia. Nell'edizione in edicola, Stefani parla della relazione con Giorgia Tavella di Bassano del Grappa, dalla quale è stato appunto rapito. Ci siamo conosciuti a un evento di amici comuni, poi ci siamo scritti per un po' e l'ho invitata a cena, racconta. Un inizio semplice, comune, definito dallo stesso presidente molto tradizionale. Dopo alcune settimane di frequentazione, la decisione di fidanzarsi. Non è facile gestire tutti gli impegni, ammette, facendo riferimento ai ritmi serrati della vita politica. Ma tra lavoro e responsabilità istituzionali, Stefani rivendica, giustamente, il diritto a uno spazio privato, un'uscita che alimenta curiosità, ma che nell'intenzione del governatore vuole solo mostrare il volto umano dietro la carica pubblica. Per una volta non il presidente, ma Alberto e Giorgia, ma non quella.